Il Giardino Parolini, nel cuore di Bassano, si spalanca la bellezza della manifestazione di rara pianta, giunta alla 14ª edizione, che mostra fiori e piante di ogni tipo. Un'ottantina di espositori, rarità e sementi antiche in un luogo unico, creato nei primi dell'Ottocento dal botanico Alberto Parolini e che in questa 2 giorni, promossa dal Rotary Club, torna a vivere. Con una selezione degli espositori molto accurata. Difatti qualcuno mi ha chiesto: ma qual è il segreto del vostro successo? Il successo nasce proprio da questo. Scegliamo quelli che a noi interessano perché sono un unicum nel loro genere e quindi per questo, secondo noi, la manifestazione ogni anno cerchiamo di fare sempre meglio. Qui nel fine settimana arrivano appassionati e collezionisti da tutta Italia, come conferma il botanico Giuseppe Busnardo, l'ideatore della manifestazione, all'interno di un sito a lui particolarmente caro. Abbiamo visitatori e soprattutto anche compratori, cosa molto importante, da tutta Italia, perché sanno che qui trovano piante di nicchia, piccoli coltivatori, piccoli collezionisti, quindi piante introvabili altrove. Possono trovare alberi antichissimi, molto rari, strani, con colori stupendi, divaricazioni di forme quasi scultoree, piante che raccontano storie, Per lei che significato ha? Il significato di auspicio della rinascita, perché l'auspicio sarebbe che questo luogo sia bello e visitabile non per 2 giorni ma per tutto l'anno, attraverso l'interesse che può suscitare. Domenica tra i banchetti ci sarà anche lo scambio di semi e piante, si potrà seguire alle 11 la visita guidata del giardino e poi alle 16 sarà consegnato il riconoscimento Donne di rara pianta ad Anna Peyron, paesaggista che ha fatto del vivaismo, della cultura dei giardini e della conoscenza della natura il suo impegno di vita.